Mandate a fare. Mandate a fare. Flavia, ti faccio vedere, perché a un certo punto lui è tornato stranamente, e attenzione, Dominutella è un teologo di altissimo livello, è tornissimo livello, è altissimo, e attenzione, Dominutella è un teologo di altissimo livello, è un teologo di altissimo livello. Lui è tornato stranamente, e attenzione, Dominutella è un teologo di altissimo livello, è tornato su di te. Ti faccio vedere un terzo passaggio. Se senti Flavia Vento, dile che le voglio parlare. Se senti Flavia Vento, dile che le voglio parlare. Caro ordine dei giornalisti, io non dovrei inveire contro i miei colleghi per le loro malefatte, perché non è deontologicamente o politicamente corretto. Mandate a fare. Ne abbiamo pregato insieme. Si sconvolgono di Flavia Vento che vede gli alieni e poi stanno con l'alieno sulla terra che è contro alieni. Non è un alieno. Ecco, appunto, ho detto, precisato. Ma no, è un alieno. Volta di vedere, penso a tutti voi o a molti di voi, tanti non guardano più il cielo, di vedere anche corpi che fanno pensare all'esistenza di navicelle spaziali. Capito, fioli cari? Piantatela una buona volta, quanti vi dite cattolici e credete nei contatti con gli UFO o parlate di vostri contatti con i rettiliani, con i marziani. Piantatela, smettetela, perché siete a contatto con i demoni. Si sconvolgono di Flavia Vento che vede gli alieni. Se vengono i brividi, io ci credo ciecamente, direi. Flavia Vento è un'attrice, è una donna molto bella, riapparsa la Madonna. Io credo che sia vero, ci credo ciecamente, direi. Nelle visioni, la Madonna mi parla nel cuore. Nelle visioni, la Madonna mi parla nel cuore. Si tratta di una foresta selvaggia dalla quale vi invito a stare in guardia. Ecco, credo che sia vero. Riapparsa la Madonna. Se vengono i brividi, io ci credo ciecamente. L'ha raccontato lei. Io ci credo ciecamente. Bisogna stare molto, molto, molto attenti, fioli cari, con il mondo dell'occulto, perché Satana, come dice la Sacra Scrittura, si traveste d'angelo di luce. Si sconvolgono di Flavia Vento che vede gli alieni. Quindi non può vedere la Madonna. Allora la Madonna ora e Nostro Signore passeranno da loro per chiedere a chi devono apparire gli alieni, a chi devono apparire la Madonna, capito? Nostro Signore coi tradizionalisti non è più libero di decidere. Il minestrone ci metti piselli, carote, sedano, verza, capito? È tutto lì insieme, no? Tutto insieme, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Chi è? Capito? Si va la pa. Ora basta. La Chiesa è sessuofoba per definizione. Buddha mi sta sullo stomaco. Abbiamo avuto 4 anni di rottura di palle. Tra buddisti bigotti e sigari comunisti che fingono di essere cattolici. Tra cattolici tradizionalisti e minutelliani. Tra cionciani esaltati ed induisti torinesi. Tra fascisti filosofi e cattolici repressi sessualmente. Siamo davvero messi male in Italia. Basta. È l'ora di finirla. L'Italia è e deve restare uno stato laico. Buddha mi sta sui coglioni. Minutella è un guru pazzoide, bigotto e castrato mentalmente. Bergoglio mi fa vomitare ed è uno stronzo. Il karma sto cazzo. 100 giorni da coglioni. Fanculo anche agli induisti. Specialmente se piemontesi. Voglio vivere senza dover dar contro a nessun dio. Sono fiero del mio ego. Voglio il diritto di essere ateo. E non mi scassare il cazzo. Non ce ne frega un cazzo del Vaticano. Di Bergoglio. Cionciani. Trasferitevi a Lampedusa col vostro guru Minutella. Che tutti i preti bergogliani, conciliari, massoni, tradizionalisti vadano a farsi fottere. Noi esseri umani abbiamo delle pulsioni. Il sesso è una cosa normale. La Chiesa è sessuofoba per definizione. Inoltre, i buddisti sono più bigotti dei cattolici. Con queste religioni orientaliste state scassando la minchia. Il Vaticano dovrebbe essere cancellato dal suolo italiano. I manderei tutti i cardinali cattolici su di un'isola. Andate a fare in culo. Viva la libertà religiosa. Anche quella di credere a nulla. Sono ateo e voglio restare tale. Fanculo anche al karma. Viva l'ego e abbasso i buddisti.
I cattolici ed i fascisti.